quando si è deciso di riportare in giunta e riapprovare, diciamo, l'iniziativa delle giostre in piazza Primo Maggio, si è ovviamente affrontato il tema della sicurezza e di concerto con la prefettura so che sono state adottate delle misure per evitare quelle scene, quella così, percezione di precarietà che oggettivamente l'anno scorso c'è stata. Io ho portato lì i miei figli e insomma in alcuni momenti della giornata, ecco, non li ho portati, tanto per capirsi. Sul Luna Park, se posso, più in generale, io ne ho parlato anche recentemente di persona con l'assessore Venanzi. La soluzione di Piazza Primo Maggio non è, dal mio punto di vista, e lui concorda, una soluzione definitiva. Credo che sia pesante anche per gli esercenti della piazza sopportare per 2 volte all'anno questo tipo di attrazioni. Come dire, tolgono ulteriori parcheggi, si mette ulteriore sofferenza per un lungo periodo di tempo, perché 3 settimane non sono poche, quella zona della città che ha un ritorno solo parziale. Bisogna essere onesti anche qui. Bisogna cercare di trovare la quadra, l'equilibrio tra diverse esigenze, la sicurezza da una parte, ma anche, come dire, il fatto che possano esserci, come dire, dei momenti di svago. Allora, l'Episindic come deve capire che la campagna elettorale è finita. Di Epi qua, come dire, adesso c'è poco, lasciamolo da parte, ci sono problemi da risolvere. I problemi si risolvono con gli uomini, col dialogo, ragionando e trovando appunto soluzioni. Allora, come dire, questo del Luna Park, ma come tanti altri, è un esempio di come non ci siano soluzioni tutte positive e soluzioni tutte negative. Bisogna sempre trovare un po' il contemperamento tra le cose. Io spero veramente che comunque l'amministrazione, come dire, metta al centro il tema della sicurezza, perché il rischio è che un'occasione come quella delle giostre, che è pensata innanzitutto per le famiglie, anche per i giovani, ma per divertirsi, rischi di diventare un'occasione, come dire, in cui leggiamo fatti spiacevoli.